Sono molto fiero di essere qui oggi perché la rinascita di questo luogo, grazie al lavoro di aziende confiscate alla criminalità organizzata, rappresenta un nuovo punto messo a segno dallo Stato contro la mafia, a dichiararlo il presidente della regione siciliana Renato Schifani, che insieme al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, al prefetto Bruno Corda, direttore dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ha visitato ieri pomeriggio il cantiere del mattatoio intercomunale di Contrada Sant'Anna a Partinico, alla presenza di altre autorità civili e militari. La migliore risposta alla mafia è quella di utilizzare beni confiscati frutto della loro attività illecita e restituirli alla comunità che è stata danneggiata dalla delinquenza mafiosa. La Regione Sicilia ha stipulato un accordo di collaborazione con l'Agenzia dei Beni Confiscati e stiamo dando il meglio di noi stessi. Recentemente abbiamo stanziato 5 milioni dei fondi PNRR per il restauro della cantina Vermuncaudo di Polizia Generosa. Speriamo di poter ripetere la giornata di oggi a breve con quella inaugurazione. Un fatto è certo, la mafia va colpita al proprio cuore, il proprio cuore è le proprietà, i loro patrimoni.